In apertura il successo del progetto Innovation Lab Vicenza anche nella categoria App. Un altro grande risultato frutto della collaborazione tra Confartigianato Imprese Vicenza e il Comune di Vicenza. Generazione di elettricità da fotovoltaico su tetti di Vicenza e comuni contermini. È questo il nome dell'app creata da Innovation Lab Vicenza e premiata a Venezia come miglior iniziativa della rete regionale per la categoria Realizzazione di app e infografica. Il premio è stato consegnato dall'assessore regionale Francisco Calzavara al project manager Marco Bertoncello e a Rosario Ardini del Comune, durante l'Innovation Day voluto dalla Regione per presentare la nuova Agenda Digitale del Veneto 2025. La targa è stata poi recapitata al sindaco Francesco Rucco che, assieme all'assessore all'innovazione del Comune Valeria Porelli, ha creato la giusta sinergia con Confartigianato Vicenza per la presentazione del progetto e per la sua gestione. Questo importante premio della Regione ci gratifica del lavoro che abbiamo svolto in questi anni all'interno del nostro Digital Innovation Hub. È un punto di riferimento per quanto riguarda la trasformazione digitale, non solo per le amministrazioni e non solo per il territorio, ma deve essere un punto di riferimento per le nostre imprese. Il tema della digitalizzazione è un tema che deve essere cavalcato da parte delle nostre imprese per poter stare al passo con il cambiamento dei tempi. Voglio ringraziare tutte le persone che lavorano all'interno del digital perché lavorano con dedizione, con passione ed è per questo che raggiungiamo degli obiettivi così importanti e questo serve per creare una grande associazione su un tema che sarà il futuro per le nostre imprese. È un riconoscimento importante nell'ambito di un progetto all'avanguardia che ha portato a risultati concreti per quanto riguarda la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica, così il sindaco di Vicenza Francesco Rucco. Siamo orgogliosi del riconoscimento del premio dato a questa app con coloro che ne hanno curato la creazione nell'ambito del progetto Innovation Lab. Grazie alla Regione Veneto, grazie a Confartigianato con cui stiamo collaborando al proseguo di questo progetto appunto di sviluppo sul tema dell'innovazione e della digitalizzazione. È un tema importante sul quale anche l'amministrazione sta cercando di fare più investimenti possibili. Questa app tornerà utile anche per il nostro lavoro, soprattutto sul tema dell'individuazione del fotovoltaico, sia sulle aree pubbliche che quelle private. Per altri contenuti video cliccate i riquadri qui a fianco e per non perdervi i nuovi contributi iscrivetevi al canale. Grazie per la visione.